Personalmente penso che sia regalare mercato ad altri. È partito da questo concetto il governatore del Veneto Luca Zaia ieri sera a 20:10 per affrontare il tema del nome Prosecco che due aziende hanno cancellato dalle loro bottiglie. Un nome che l'allora ministro alle politiche agricole Zaia ha tutelato definendone il territorio per evitare possibili concorrenze, soprattutto estere. Il decreto ha permesso ai trevigiani e friulani di utilizzare in esclusiva il nome Prosecco. Se non si faceva il decreto, il nome Prosecco lo utilizzavano tutti. Ecco perché il nome non va sminuito, semmai, sottolinea il governatore, va rafforzato in un'azione coordinata che coinvolga tutti i territori tenendo conto delle loro specificità. Perché, ha sottolineato Zaia, di fatto non conviene fare le corse in solitaria ripartendo da zero. Cosa accadrà? Accadrà che nei mercati internazionali chi si compra una bottiglia di Prosecco non è un tecnico esperto in denominazioni e andrà a comprarsi una bottiglia dove c'è scritto Prosecco. Se tu lo togli da un contingente di bottiglie, finirà che chi ha un brand forte vende comunque il suo brand, tutti gli altri rincorreranno i mercati e diventerà un vino frizzante come gli altri, ma non per sminuirlo, perché è un vino di altissima qualità quello della Diocesi, ma se ci togli la parola Prosecco l'impressione che il canadese che va a comprarselo piuttosto che il giapponese, a meno che non ci sia qualcuno che ci butta lì centinaia di milioni di euro di promozione, certo, fatta ad altissimi livelli, dove dice questa è la nuova denominazione, però capite che prima di acquisire mercati con questa modalità passano mesi, passano anni.